Allora, non è hot corner se non arriva a un certo punto Francesco Di Leva. Mi stavo preoccupando, dico, ma perché non sai- arriva all'intervista di Hot Corner? Così, tipo... Esattamente, no, stavo mandando un messaggino, poi alla fine è arrivato. Esatto, Francesco Di Leva qui alla Mostra del Cinema di Venezia con Famiglia, che tra l'altro dopo Venezia il 2 ottobre arriva al cinema, Esatto. quindi segnatevi la data. Un film ieri alla conferenza stampa, devo dire veramente emozionante, con Francesco Costabile, Francesco Gheghi, un momento, cioè si è capito quanta pancia, quanta anima c'è, quanto è stato anche difficile girare questo film. Intanto è stato difficilissimo, adesso ci arriviamo, ma ieri è stata una cosa veramente impressionante perché sai, tu attore, soprattutto quando interpreti un ruolo così forte e fai un film emotivamente così potente, cerchi poi di prenderne distanza, hai l'esigenza, il bisogno di partire, di andare in vacanza. Infatti sia io che Barbara che Gheghi, finito il film praticamente siamo partiti tutti, avevamo bisogno di non parlare di cinema, di non vedere persone, perché è stato veramente bello, complicato, entusiasmante girarlo questo film, ma ieri vedere la sala, le persone, commuoversi per un film che a noi, come dire, lo trattiamo in quanto tale, quindi un'opera cinematografica, fiction, condividerla con chi questa storia l'ha vissuta veramente. È stato veramente qualcosa di emozionante perché quello ti... Perché poi c'era Luigi, c'era Luigi Celeste, lì, c'era Luigi Celeste, c'era Alessandro Celeste e c'era il figlio di Alessandro Celeste che è insomma, esatto, il che più spieghiamo, piccolo Luigi della famiglia. Celeste parte tutto dal libro di Luigi Celeste, che è questo ragazzo oggi uomo che ha ucciso il padre, che vessava la famiglia da anni, liberando la madre, ma di fatto condannando se stesso poi a una lunga detenzione. Condannando anche un po' anche la madre in realtà, perché a mio avviso, in realtà io credo che nel film non ci sono vittime e carnefici, sono vittime, tutti. Sono vittime, infatti ieri alla fine della proiezione mi è venuto istintivamente, dopo aver visto il film da spettatore, alla fine la vita potrebbe essere una cosa veramente semplicissima e noi ce la complichiamo questa vita. Una famiglia che all'apparenza potrebbe veramente essere una famiglia felice, una moglie, un marito, due figli. Bellissimi. Adesso poteva godere di un nipotino, a un certo punto si insinua un verme nella mente di un essere umano e succede una tragedia, così come ahimè mentre presentavamo il film è successo a Palermo, di quella notizia straziante che il padre uccide la moglie e la figlia e il figlio uccide il padre. Che poi In in un realtà attimo adesso si è uscito, sterminata una famiglia. adesso è uscito che è il figlio che ha ucciso tutti, Adesso sta il figlio che ha ucciso ha tutti. confessato. Quindi Incredibile. che tra l'altro ieri Costabile disse proprio, no, parlò della famiglia come questo agglomerato di persone che spesso si può trasformare in una gabbia. Francesco, quanto è stato difficile diventare quell'uomo lì però, perché tu sei la causa del male di quella famiglia nel film, no? Guarda, mi sto sentendo... Cioè, mi viene da chiedere, visto che mi hanno affidato questo personaggio, allora vorrei ritornare un attimo nei panni di questo personaggio e chiedere scusa. Perché sono giorni che mi viene, come dire, addosso tutto quello che ha fatto quest'uomo, ma io non ne ho colpa in realtà, cioè non ho la colpa di... cioè di aver commesso niente e quindi mi sto prendendo tutta sta roba che in realtà... Ti pesa anche la messa in scena? No, meritava lui in realtà. Allora sei pessimo, quanto fai schifo, se fai paura, sei veramente... mi viene voglia di non avvicinarmi, mi viene... Cioè mi sta arrivando tutta sta carica emotiva negativa addosso, che sono dei complimenti in realtà fatto dagli altri, ma veramente mi posso garantire qualcosa di... Cioè, mi è mai capitato nella mia vita, neanche quando ho interpretato i peggiori camorristi. E quindi cioè, ritorno nei panni di Franco Celeste, la prima volta che lo dico non l'ho mai detto, cioè, chiedendo scusa un attimo. Cioè, forse è quello che vuole anche lui. Ma e Luigi, quanta pressione hai avuto sapendo che poi Luigi avrebbe visto il film, avrebbe visto in te quel padre? Luigi mi ha aiutato tantissimo. E interpretare il film è successo, ci sono stati 1 mese e mezzo veramente di isolamento totale, è stato difficilissimo perché sapevo che dovevo fare
un cattivo, ma non un cattivo normale, questo non è un cattivo e no, basta. esatto, appunto Questo è dicevi camorrista, no? Questo è un manipolatore emotivo, questo è uno che ha giocato cioè in maniera subdola, è uno che in realtà anche lui credeva in alcuni punti della storia di poter cambiare veramente, perché poi questi personaggi sono così. E con Francesco Costabile, che ho avuto la fortuna di essere diretto. Che tu non conoscevi prima? Che non conoscevo. Conoscevi per... Sì, perché avevo visto il suo primo film, che non conoscevo. Con la sua mano in realtà sensibile è riuscito veramente a farmi navigare in un personaggio e tenerlo in bilico. E sì, non interpretare poi... un cattivo e soltanto una vittima, perché poi questi personaggi tendono psicologicamente a vittimizzarsi continuamente, ad essere vittima loro, a pensare che gli altri stanno facendo un favore, no? Esatto. E questa cosa in realtà l'abbiamo tenuta bene e ieri è venuta fuori, è stato veramente difficile. Pensa che la mia agente Valentina Segre è venuta un giorno sul set, se n'è andata a un certo punto, mi ha mandato un messaggio, dice: Fra, ci sentiamo quando hai finito di girare questo film. E poi mi ha detto, dice, tu stavi completamente in un mood stranito, e cercavo comunque alla fine di ogni scena di essere comunque il Francesco che sono, quindi certo, farmi amare dalle persone che mi stanno attorno. È stato veramente complicato. Anche come padre penso sia stato molto come padre complicato. Complicatissimo, perché tornavo a casa a volte... Poi uno dice non ha figli, faccio l'attore così, però poi uno... No, come padre è stato difficilissimo, perché poi mi rendevo conto che il rapporto con Gheghi si stava instaurando in maniera bella, positiva. Lui è un attore straordinario, sì, che ammiro moltissimo, credo che nei prossimi anni sentiremo molto parlare di questo giovane, e come lui gli altri giovani che sono all'interno del film hanno una cifra pazzesca, hanno una materia viva che negli anni insomma lui può far raccontare veramente bene il cinema italiano. Sta arrivando, nominato. Eccola, e lui arriva. E quindi insomma è stato difficile, ma è stato bello, perché poi un attore a un certo punto si deve liberare dal peso emotivo della storia, di quello che sta raccontando, e si deve divertire nell'essere quel manipolatore emotivo. Certo, adesso devi lasciarlo andare. Come Marlon Brando lasciò andare l'untuoso polacco. No, io l'ho lasciato a Roma, in quella casa, sì, finito. L'ho lasciata lì, finito le riprese. Ci sei riuscito quindi? Guarda, mi vengono i brividi, proprio ho deciso, ho finito l'ultima scena, erano le 2 di notte, ho detto tu resta qua, io me ne vado. Senti, con Luigi che rapporto sei rimasto con lui? Ah, bellissimo. Abbiamo instaurato un bellissimo rapporto. Una persona squisita. Una persona squisita, infatti fai fatica a vedere in lui il ragazzo che ha ucciso suo padre, no? Vittima di un patricidio. Un ragazzo che poi, ecco, per la sensibilità che ha e per l'uomo intelligente che è, l'ha dimostrato in carcere, trovando nel carcere la sua via di redenzione. La sua via non solo di redenzione, ma anche di rinascita, perché poi quando vai al carcere tu hai la mentalità per affrontarlo, sapendo che poi quando uscirai vuoi essere un uomo migliore, ti danno delle possibilità. Lui si è formato in carcere, è diventato un informatico della sicurezza, non mi ricordo qual è il termine giusto, e adesso lavora in Svizzera, in una grande società, in una grande multinazionale. Una storia che sarebbe piaciuta al nostro Muhammad Ali. Vedi, grande Muhammad Ali, sì, che quest'anno sono andato a Parigi, è stata una storia pazzesca, perché Muhammad Ali finisce la sua carriera, la sua vita all'ultima apparizione ad Atlanta, alle Olimpiadi di Atlanta, e quest'anno incredibilmente mi chiamano per le Olimpiadi di Parigi a rappresentare lo spettacolo di Muhammad Ali, e quindi mi sono detto, ma forse è una cosa talmente poetica che forse devo smettere di fare questo spettacolo. Le richieste sono talmente tante, sto cercando di resistere, però vediamo che succede. Però è successa una magia. Bellissimo, vedi. È bellissimo. È lui, bellissimo. Ali, che ti guarda. Francesco Di Leva Lot Corner, grazie Francesco. Grazie mille a voi.